L'isolamento funziona almeno in Veneto. Da 10 giorni la curva dell'epidemia segna un lieve decremento, ma l'emergenza non è finita, continua a ripetere Luca Zaia, che però sottolinea come sia necessario progettare la fase 2 della graduale ripresa. Togliendo dall'ordinanza regionale il limite dei 200 metri per le passeggiate da casa, ammonisce chi ha voluto interpretare troppo liberamente quanto prevede il DPCM, che autorizza solo uscite in prossimità della propria abitazione. E se i trasgressori dovessero essere troppi, ancora 24 ore, e poi mi perdoneranno la quasi totalità dei veneti, non ha bisogno di misure. Ma siccome c'è qualcuno che non capisce, come dicevo all'inizio, per colpa di qualcuno non si fa più credito a nessuno. Ma non è giusto. Al mare non si può andare. A parte il fatto che vi ricordo che ci sono le telecamere, vi filmano tutte le targhe delle auto, e quindi al mare ci andate e vi costerà anche cara. Idem per le altre località di villeggiatura, il lago, la montagna e così via. E voglio ringraziare le forze dell'ordine infine, prima di passare la parola all'assessore, per il grande lavoro che stanno facendo. Anche a loro chiedo un po' di elasticità, no? Questa storia della misura è come un elastico. L'elasticità vuol dire insomma applicare buon senso, loro non hanno molto le forze dell'ordine, siamo in un momento delicato. La multa è di 258 euro per chi non l'avesse capito, che vanno a sostenere la causa del coronavirus perché poi arrivano in regione, però io spererei di non ricevere neanche un centesimo perché vuol dire che nessuno ha avuto la multa. E quindi veramente facciamo questo sacrificio, noi cittadini nell'applicare buon senso nell'allontanarci da casa, le forze dell'ordine nell'applicare buon senso nel contestarci la distanza da casa. Il punto d'arrivo è sempre il solito, stare vicino a casa. Resi noti i dati dei test dei tamponi ad ospiti operatori delle case di riposo del Veneto, il 6% degli anziani accolti è risultato positivo al Covid, il 3% invece degli operatori che vi lavorano. La mortalità degli ospiti tra gli 80 e gli 89 anni che hanno contratto il virus in Veneto è del 15,7% contro una media nazionale del 31,3%. Il numero di positivi è 1857, quindi il 6% rispetto ai tamponi fatti. Abbiamo fatto sia i tamponi tradizionali sia i test rapidi. Ricordiamo che i test rapidi non fa la diagnosi, quindi non è il test deputato alla diagnosi, però cosa succede e come operiamo? Facciamo i test rapidi, quelli che risultano positivi o dubbi facciamo il tampone di conferma. Quindi i positivi sono positivi confermati da tampone. Tamponi erano già iniziati, li abbiamo affiancati ai test rapidi. I test rapidi, qualora danno esito positivo o dubbio, viene eseguito immediatamente il tampone che poi richiede il giorno, le 10 ore per la processazione. Quindi i positivi, i 1857 positivi, sono attestati dal tampone finale che fa diagnosi e quindi è quello deputato alla diagnosi. Per quanto riguarda gli operatori invece, su 30.501 operatori abbiamo fatto 24.281 test tra i tamponi e i test rapidi, quindi pari al 70%. E sono risultati positivi 920 operatori, quindi pari al 3%. Qui ci sono sia i dipendenti sia i non dipendenti. Cosa vuol dire? Sia quelli, lo so, che fanno il servizio cucina, pulizia, tutti. Quindi sia gli operatori ma anche gli ausiliari, quelli che fanno gli altri servizi.